Ripristino in 8 giorni del ponte Bailey come promesso e fine dell'incubo traffico per i comuni che si erano visti riversare in strada i veicoli. Solo 8 giorni il tempo servito ad ANAS per riaprire al transito il percorso provvisorio al ponte della Priola e consentire il collegamento delle sponde fra Susegana e Nervesa della Battaglia, riuscendo in tempi decisamente brevi a ripristinare il manto stradale danneggiato dalla piena del fiume Piave a causa dell'ondata di maltempo della settimana scorsa. Il tracciato era stato già chiuso al traffico in via precauzionale nel primo pomeriggio di domenica 28 ottobre a causa delle condizioni meteo avverse e sin da subito ANAS aveva movimentato personale e mezzi d'opera per avviare le attività di ripristino della sede stradale spazzata via dall'onda di piena. Oggi alle 15 l'apertura ufficiale dopo che la Marca era stata divisa in due per 14 giorni. I miei complimenti vanno ad ANAS, gli uomini e donne dell'ANAS che hanno dimostrato pancia a terra di lavorare, come dico sempre io. In 8 giorni, nonostante il brutto tempo, sono riusciti a riaprirlo e penso che solo i messaggi che mi sono arrivati da ieri sera da parte dei cittadini di ringraziamento li giro tutti ad ANAS. Già nella giornata di giovedì era iniziato l'avvio dell'asfaltatura del tracciato provvisorio di collegamento al ponte Bailey, proseguita per tutta la giornata di ieri. Un intervento fortemente chiesto da una ventina di sindaci che sabato scorso erano scesi in strada. Macerata contava 2 incidenti al giorno nel suo territorio durante questi giorni di aumento esponenziale del traffico, ma era anche una questione di disagi per il trasporto legato ad aziende e lavoratori. A guidare la marcia di sabato scorso era stato il sindaco di Susegana, Vincenza Scarpa. Eravamo preoccupatissimi perché ogni giorno sono migliaia di euro che vanno via in economia. Ci sono supermercati vuoti, negozi vuoti, famiglie che hanno i figli che non sanno come raggiungere la scuola. Cioè non è una viabilità di poco conto. Visibile la soddisfazione anche di molti automobilisti costretti in questi giorni a lunghi tragitti sostitutivi. Decisamente contento perché i chilometri da fare erano parecchi e il problema per la provincia era molto difficile da gestire.